fatto, perché credo che l'intensità con cui lui apre la casa di eventi che è il Consiglio regionale a queste iniziative sia un dato assolutamente importante. Lo fa utilizzando lo strumento della cultura, lo fa utilizzando l'arte veneta. Chi meglio l'assessore alla cultura e all'arte può compiacersi di questo, quindi io lo ringrazio perché aprire queste porte credo sia senso anche della partecipazione dei eventi alla nostra qualità, alla nostra cultura. Lo ringrazio Mario, nel senso che non posso copiare l'intervento dell'amico di fatto, perché io potrei dirvi che anch'io, eccetera, che poi il difetto che abbiamo oggi è che presentiamo un grande artista veneto che rappresenta il Veneto, ma siamo un po' partigiani, perché in qualche modo Mario Poli è un amico. Questo però non va a in qualche modo limitare la qualità, anzi il contrario. Noi abbiamo l'onore da amici di Mario Poli, dei conterranei di Mario Poli, di offrirgli questo spazio perché i veneti vedano le opere che fa. Opere fortemente venete, fortemente caldeggiate dalla nostra storia, come c'era presente di fatto, quindi credo per noi sia un onore e un piacere per un fatto anche di stima e simpatia personale. Ecco, rispetto a questo, cosa posso dirvi? So che sarà una mostra, io ho avuto modo di vedere il catalogo, di vederla, che piacerà alle persone che verranno interessate. Molte volte l'arte ha un difetto, piace a qualcuno dopo. Molte volte diciamo che ci piace e non riusciamo a capire. Ecco, questa è una mostra che si capisce. In qualche modo spero poi che il critico che in qualche modo ce la renderà più facile ci dia anche dei messaggi nei contenuti, però io dico ci dà emozioni da subito. Però in qualche modo aprire il palazzo dei Veneti ai Veneti, portare dei Veneti di qualità a proporre la loro arte, mettere sempre la mia delega con questa iniziativa rispetto a un prodotto a mio avviso che si capisce e ti emoziona, è una bella giornata e io mi complimento per quello che ho sentito fatto, non vedo benissimo. Grazie a voi.